arbitraggio fantastico finché per fortuna ci ha rivelato Medical Group. Allora, è stata una partita difficile che tu dal punto di vista della regia hai cercato di gestire al meglio con i tuoi compagni come numeri 9. Diciamo che la partita è iniziata bene per voi, poi all'improvviso si è svegliato il Valo Rugby? No, allora sicuramente noi abbiamo iniziato bene la partita, i primi minuti abbiamo sempre detto che noi cerchiamo di aggredire la partita facendo quello che possiamo fare fin da subito. Poi ovviamente loro sono una squadra molto forte che ha delle certezze nel drive, nella mischia, e nei momenti in cui noi ci mettiamo sotto pressione prendendo magari dei calci a centrocampo, loro gli concediamo delle opportunità per farci del male con la loro arma migliore che è il drive. Questo è stato un po'. Poi noi abbiamo cercato comunque tutta la partita di restare dentro e di andare a prenderci la vittoria, l'abbiamo mancata per poco, testa alla prossima, che abbiamo dimostrato anche a noi stessi che possiamo far male a tutte le squadre di questo campionato. Si cercate di gestire al meglio quella che è la vostra propensione al gioco, muovere molto la palla. Diciamo che in alcune situazioni poi non riuscite a finalizzare fino all'ultimo quando riuscite ad allargare il gioco. Sì, è un peccato, allora di sicuro avevamo altre opportunità che potevamo finalizzare e giocare magari in modo migliore, ma la nostra idea è questa: siamo una squadra giovane, siamo una squadra molto veloce e magari non siamo la squadra più fisica e grande del campionato, quindi questa è la nostra idea, di cercare di utilizzare gli spazi, di muovere palla con velocità, e poi sì, si poteva giocare tante situazioni in modo diverso, però ormai ciò che è fatto e bisogna pensare alla prossima e a come poterle sviluppare meglio settimana prossima. Esatto, tocca al Rovigo, insomma, andare sul campo dei bersaglieri certamente non è facile, e insomma dal tuo punto di vista come la vedi anche come tua esperienza, perché stai facendo, ovviamente il Mogliano ti sta permettendo di portare a casa molta esperienza in questa stagione? Assolutamente sì. Allora, Rovigo è un campo difficile, specialmente Battaglini, un campo difficile, hanno dei tifosi che fanno un rumore incredibile, sono sempre dietro la squadra e noi continueremo a pensare a noi stessi e a vedere cosa possiamo fare noi in settimana per metterli in difficoltà. Adesso sinceramente non abbiamo ancora visto niente di loro e penso che vedremo in settimana. Comunque la nostra idea sarà sempre la stessa, di giocare e di fare ciò che facciamo e fare quello che abbiamo fatto fino a questo momento. Allora, era una partita che si poteva anche vincere, che cos'è che non è andato sul finale? La precisione, tante azioni chiave, siamo stati superiori in tutto tranne appunto nell'essere precisi e concretizzare di più. Ecco, avete avuto qualche difficoltà comunque nel gestire le loro mall che vi hanno fatto veramente male? Sì, abbiamo avuto delle difficoltà, però ci siamo anche ripresi e noi stessi siamo riusciti a metterli sotto, che abbiamo lavorato tanto su questo, infatti da quel punto di vista sono molto contento. C'è da lavorare tanto e sicuramente fargli fare 10 metri non è la difesa che vogliamo fare. Ecco, c'è stato un problema più che altro anche di indisciplina, cioè avete concesso troppe volte il penalty touche a loro. Sì, in questa partita la disciplina è vitale e per qualche errore, qualche appunto indisciplina abbiamo preso calci su calci che hanno portato alla meta. Adesso insomma sono arrivati, diciamo, il bicchiere mezzo pieno, tra virgolette, i primi punti di questa stagione. Certo che visto l'andamento un po' di questo campionato è davvero difficile, una stagione difficile. Sì, siamo ancora all'inizio e noi crediamo tantissimo in quello che possiamo fare e ci alleniamo duramente di giorno per poter competere con tutti il meglio possibile. Ecco, per te insomma com'è andata questa partita vista dal tuo punto di vista personale? Io personalmente sono abbastanza contento, ovviamente il risultato parla e non è bastato né il mio lavoro né quello di tutti e dobbiamo fare meglio. Massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenotala da Rebellato Medical Group.